Oggi si celebra Sant'Alberto. Il nome Alberto vuol dire nobile, illustre. Oggi, 14 settembre, è la giornata mondiale della dermatite atopica. Si tratta di una patologia infiammatoria cronica della pelle che a livello globale colpisce il 10% degli adulti e il 25% dei bambini, causando un forte impatto sulla vita delle persone. Per la varietà delle forme e della risposta personale è fondamentale che ogni paziente affronti un percorso di cura con uno specialista e collabori per ottenere risultati duraturi nel tempo, ed è importante intervenire non solo all'apparire delle manifestazioni acute. L'aria sopra la testa, il cielo intorno, il mare ai piedi. È il 1984 e Joe Kittinger si lancerà in una spedizione destinata a lasciare il segno. È il primo uomo ad attraversare con una mongolfiera l'Oceano Atlantico. Avete mai provato delle caramelle effervescenti? Ve ne sono di vari tipi e si ha la sensazione che scoppiettino in bocca. Infatti, quando la saliva entra a contatto con l'acido citrico e il bicarbonato di sodio, le sostanze si disciolgono e reagiscono, formando delle bolle di anidride carbonica che causano l'effervescenza. Poiché la reazione assorbe calore, sulla lingua la miscela disciolta sarà percepita più fredda. Buona domenica 12, oggi la Luna in quadratura con Mercurio, probabilmente oggi le parole potrebbero essere un po' esplosive o poco controllate. Cosa faranno i segni zodiacali? Vediamo come affronteranno questa domenica. Ariete, per voi più che altro sarà un assistere a delle rivelazioni tra persone che amate, che forse avrete un po' il compito di mediare in una maniera un po' paterna o materna. Toro, per voi la Luna oggi presuppone delle grandi decisioni, proprio perché dovrete decidere se investire o meno su qualcosa, proprio di domenica, in cui ne discuterete col vostro interlocutore preferito, il partner. Gemelli, la Luna oggi ospite nei vostri gradi non va proprio d'accordo col vostro timoniere stellare, ovvero Mercurio, quindi oggi non sarete proprio bravi proprio con le parole, per cui evitate di dire troppo, di scagliarvi in maniera troppo aperta nei confronti di terzi, perché potrebbe non andare molto bene. Cancro, per voi la Luna oggi si fa un pochino pensierosa, un po' problematica, proprio perché non trova le parole per esprimere l'affetto, ma cari Cancro, voi che siete così dolci e sentimentali saprete benissimo comunicare anche solo con gli sguardi. Leone, per voi la Luna oggi si regala un'impellente esigenza di dire a tutti i costi quello che sentite, quello che pensate. Oggi non vorrete tenervi nulla dentro, sarete dirompenti ma saggi e efficaci al tempo stesso. Vergine, la Luna oggi crea un pochino di complicazioni proprio al vostro pianeta preferito, Mercurio, mettendovi nelle condizioni di non comunicare agevolmente o controllatamente come vorreste. Date spazio comunque alle emozioni, perché questa quadratura farà in modo che voi superiate i limiti. Bilancia, questa giornata oggi prevede una Luna in trigono, sì, ma che può darvi la forza di partorire la decisione o l'idea giusta. Non abbiate paura che gli altri non siano d'accordo con voi, dovete cercare di capitanare la situazione col vostro savoir-faire, del resto è il più raffinato dello zodiaco. Scorpione, oggi i giochi planetari prevedono poco per voi, se non un'aurea quiete in cui vi potrete cullare, riposare e anche essere un pochino scarichi di quelle passioni ed emozioni che vi attraversano. È una giornata devoluta al riposo, quindi godetevelo tutto e state sereni. Sagittario, la Luna oggi è proprio dispettosa, perché proprio non riesce a farvi trovare le parole o la coordinazione giusta né col partner
né al lavoro se lavorate anche di domenica, né con gli amici. Oggi preferiate un po' stare a casa a vedere un po' di TV. Non è mai un male, un po' di riposo a volte va bene. Capricorno, una luna veramente antipatica proprio perché riesce a scombinare le vostre idee, i vostri pensieri. Seppure Mercurio formula dei pensieri logici, la luna emozionalmente li rende insicuri. Cari Capricorno, sappiate essere molto più forti delle vostre insicurezze. Acquario, la giornata per voi prevede una luna sì amica, ma un po' tesa e protesa a farvi ascoltare per forza o a tutti i costi anche quello che non vi interessa, e questo vi funesta non poco. Cari Acquario, però sappiate che in serata c'è un bel risvolto sorprendente e comunicativo con degli amici che ve lieteranno. Pesci, per voi la giornata oggi è un po' complicata perché vi rafforza l'opposizione di Mercurio e della Luna. Oggi forse sceglierete di chiudervi nel silenzio, pensando pure che questo silenzio potrebbe essere una risposta a tanti dialoghi che forse è meglio evitare per un po'. Erano circa le 2 del mattino quando Mosca prese a fuoco. Le fiamme bruciarono la città fino al 18 settembre, distruggendone circa 3/4. È il 1812, il giorno in cui le truppe russe e molti cittadini stavano abbandonando la città, mentre l'avanguardia di Napoleone Bonaparte entrava in città in seguito alla battaglia di Borodino. Scrittrice, poetessa, omosessuale quando di omosessualità non si poteva parlare. Gertrude Stein fu una geniale falsaria letteraria. La Stein è infatti famosa per il libro di autobiografia di Alice Toklas, libro che in realtà le servì come velo per parlare della sua stessa storia. Come in un gioco di specchi, Alice rappresenta lo strumento per parlare liberamente di sé, per prendere posizione e sfidare le opinioni bigotte della Parigi di inizio Novecento. Ci salutiamo adesso con la frase del giorno. Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. E anche per oggi è tutto. Vi aspetto come sempre domani con nuove curiosità per un'imperdibile puntata dell'Almanacco. Buon sabato dalla vostra Martina.